You ass! Come here, ass! Fuck! Mamma mia, roba da non credere. Cosa? Senti qua, famiglia rispettabile scovata in casa mentre faceva un'orgia con altre 12 persone. Ma è una vergogna, una cosa insulsa. Ma dove andremo a finire, dico io? Ma che schifo che... Vorresti fare un'orgia? Sì. Lo sapevo. Quanto siete banali voi uomini. Avete tutti le stesse squallide fantasie sessuali. Non è vero. Scommetti? Ora, io scrivo su questi fogliettini le tue fantasie sessuali. Poi tu me le dici e vediamo se ci ho azzeccato, ok? Ok. Vai! Farlo con 2 donne. Allora, farlo con una ragazza di colore. Ma 2 ragazze di colore. Porcaccia, 3 ragazze di colore. Una giapponese, 2 russe e una pornostar. Non vale, tu leggi nel pensiero. No, caro, è che sei prevedibile. Ah sì? E sentiamo, quale sarebbe la tua fantasia? No, aspetta, prima la scrivo, ecco fatto, vai. A me piacerebbe farlo a lume di candela, con una musica sensuale, nell'acqua. Fai vedere cosa avevi scritto? Ecco. Sei veramente irrecuperabile. Senti, ok, facciamo così. Per dimostrarti quanto ti amo, io realizzerò la tua fantasia erotica. Lo faremo in acqua. Allora, che ne dici? Salti dentro? Oh, che carino! Mua, 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 oi, mua, oi, oi, ai, mua, oi, ai, già, fatti abbracciare. Vagina, tutto ok? Ma qui serve più spazio, più acqua. Lo faremo al mare. Ma che succede? È troppo fredda. Non c'è niente di cui vergognarsi. Facciamo l'amore? Se va a te. A me va, ma a te va? Se va a te, allora va anche a me. Bene, allora visto che ci va, facciamolo, no? Ok. Io ho fatto. Tu? Non tanto. Che vuol dire non tanto? O hai l'orgasmo o non lo hai. Allora io non lo ho. È perché non ti piaccio più. Non è quello, è che non c'è più passione. Non mi salti più addosso come un tempo quando mi prendevi dovunque, in cucina, in bagno, al cinema, in macchina. Ma sei venuta? Sì. Ma c'è solo un modo arrivati a questo punto per risolvere il problema. E cioè? Rivolgerci alla famosissima sessuologa di Loveline. Camila? No, l'altra. Filippo Nardi? Ma no, quell'altra, com'è che si chiama? Ah sì, Laura Testa. È normale che la passione scemi se non la si alimenta. Noi saremo anche scemi, signora Testa, ma lei ci deve aiutare. Come possiamo farla tornare la passione che c'era prima? Sì, quella passione che lui aveva i primi 3 giorni e che poi è misteriosamente scomparsa quando ci hanno messo internet in casa. Non è vero. Non preoccupatevi, la soluzione in realtà è molto semplice. Dovete trovare qualcosa da fare insieme che vi unisca, che vi faccia tornare complici, che riaccenda la passione. Qualcosa come il tango. E tango sia. Quanto le devo, dottoressa? 1.000 euro. 1.000 euro? Ho dovuto alzare le tariffe da quando sono una VIP. Capisco. Te quiero mucho, mi querida. Oh, anch'io, mi torero. Siento la pasión que me parte dalle sbolas e mi arriva fino al prepuzios. Corriamo a casa a fare l'amor. Sono passati 3 giorni. Voglio proprio vedere se hai ancora la passione che... Sei di nuovo su internet. Sì, amore, è vero, ma solo per cercare un posto dove ballare il tango stasera. Oh, hai usato internet per noi due. Sì. Allora, è vero
amore. Mua, 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 mua.